Abbiamo deciso di chiamare questo nuovo metodo applicativo spatola stucchi Highlight. Perché questo nome? Un po' perché volevamo mettere in evidenza il fatto che tendenzialmente dà slancio alla parete e un po' perché ci piace molto questo effetto e appunto volevamo dargli tanta importanza. Come sempre, anche in questo caso, iniziamo con il primus naturale. Adesso il primer è asciutto, quindi possiamo procedere con l'applicazione dello stucco. Da questa parte vedremo spatola stucchi Highlight verticale, mentre dall'altra vi proporremo la versione variopinta, quindi utilizzando più colorazioni. Tutto inizia sempre con una prima mano di spatola stucchi monocromatica, in questo caso utilizzeremo come base esattamente lo stesso colore. La parete è asciutta e siamo pronti a dare la seconda mano di spatola stucchi. Daremo una seconda mano, anche questa applicata verticalmente, del medesimo colore, per ottenere questo effetto. Ecco, vedete, adesso Aziz posiziona il materiale usando la spatola verticale e poi lo trascina. Questo ci permette di avere una linea più stretta e più gradevole. Adesso il prodotto è pronto per essere lucidato. Partiamo, Aziz. Ecco bene, vedete, la parete è già bella morbida e lucida. Ovviamente può essere fatta più o meno lucida a seconda di quanto uno la vuole riflettente. A noi piace bella riflettente. Com'è, Aziz? Si lucida bene? Sì. Quando vi farete fare a casa questo bellissimo effetto, non vi spaventate se all'inizio apparirà molto scura, perché il prodotto è ancora imbevuto d'acqua. Man mano che si asciuga avrete una colorazione più simile a questa. Bene, adesso andiamo a vedere invece la versione spatola stucchi Highlight variopinto. Seguitemi. Benissimo, allora per ottenere l'effetto di spatola stucchi Highlight variopinto utilizzeremo come base il colore che abbiamo dato in prima mano, in questo caso l'NA. Daremo un 70% di questo colore, un 15% dell'altro colore, in questo caso il GF, e un altro 15% di spatola stucchi bianco. L'effetto che otterremo è questo. Adesso Aziz posizionerà la spatola verticalmente sulla parete, in modo da posizionare i colori e miscelarli. Dopodiché li tirerà con un movimento verticale.
Allora, per non perdere l'effetto rigato, il materiale che è stato miscelato verrà buttato. Allora Ziz, guarda, non mi piace tanto questa macchia qua. Ti spiacerebbe cambiarmela? Molto semplice. Quindi ripassando sopra andiamo a modificare anche l'eventuale macchia che non ci piace. Allora adesso il materiale inizia a tirare, come sempre con spatola a stucchi siamo pronti a lucidare. Vedete, anche qui siamo riusciti ad ottenere questo bel effetto lucido e al tatto è piacevolissimo. Bene, allora siamo riusciti a dare un effetto moderno ad un prodotto classico, ottenendo una superficie estremamente liscia al tatto, lucida e morbida. Fantastica, a me piace tantissimo questo effetto. Allora, c'è un'ultima cosa su cui vorrei porre la vostra attenzione, e cioè che spatola a stucchi è un prodotto naturale a base di acqua, calce e polvere di marmo, duraturo nel tempo, perché come saprete ormai può durare fino a 20 anni, e integralmente lavabile, quindi dopo un paio d'anni, se vogliamo, possiamo andare a pulire la superficie con il nostro latte detergente e rimuovere tutto lo strato di smog piuttosto che riscaldamento che è rimasto depositato nella parete. Anche in questo caso, come sempre, il prodotto è disponibile nei nostri 169 colori, che potete vedere nel nostro catalogo, con l'estremo vantaggio di avere un'applicazione ancora più semplice. Bene, adesso non mi resta che augurarvi buon divertimento.